Buona giornata, bentrovate e bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali venerdì 24 ottobre, tanta la cronaca come sempre, vi racconteremo con i vari collegamenti da tutto il territorio cosa sta accadendo in queste ore, aggiornamenti che ci arrivano su quanto già avevamo annunciato ieri sera, una notizia arrivata quasi a ridosso del nostro telegiornale di una fuga di gas a Cortina e dunque vediamo gli aggiornamenti con il nostro Stefano Bozzi. Paura in serata a Cortina d'Ampezzo per una fuga di gas che ha tenuto per alcune ore con il fiato sospeso i cittadini della Perla delle Dolomiti. Pochi minuti dopo le 17, quando una conduttura di media pressione del gas è stata involontariamente tranciata da un escavatore apparentemente impegnato per la posa di linee elettriche nella zona della piscina, a poche centinaia di metri dal centro del paese. Una situazione che sarebbe potuta degenerare con il rischio di evacuazione scongiurato dall'intervento dei tecnici di Italgas e dei vigili del fuoco assieme a Protezione Civile e Polizia Locale che hanno interdetto la zona al transito fino alla messa in sicurezza della condotta realizzata grazie a un bypass. Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, il sistema di allarme pluviometrico sulla frana della Croda Marcora a monte della statale 51 di Alemagna è tornato ad attivare il semaforo rosso in conseguenza delle copiose precipitazioni, con il rischio di innesco di colate detritiche sulla sede stradale. Anche in questo caso il rischio è rientrato e la circolazione è potuta riprendere dopo una trentina di minuti. Lo ricorderete il caso della donna di origine Sinti, Dolores Dori, che era stata uccisa in una sparatoria. Ebbene, si sono svolti stamani in forma strettamente riservata su ordine del questore di Venezia Gaetano Bonaccorso i funerali della donna ferita all'interno del campo nomadi di Lonato del Garda e poi morta dopo essere stata abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano. La cerimonia si è svolta alle 6:30 del mattino nel cimitero di Prozzolo di Camponogara, dove la salma è giunta dall'Istituto di Medicina Legale di Brescia, dove si è svolta l'autopsia. Per motivi di sicurezza è stato disposto il trasporto attraverso l'itinerario più breve senza cortei e con vigilanza delle forze dell'ordine proprio per paura di disordini. Queste le notizie che ci arrivano in mattinata nella nostra redazione ed è una notizia di pochi istanti fa, lo vediamo sul sito di QDP News, si è spento Kevin Bonaldo. Ringrazio intanto Francesca Pezzo e Alessandro Granziera alla regia che mi aiutano in questa prima edizione. Dunque erano ormai flebili le speranze che potessero farcela nonostante lottasse dal 21 settembre scorso l'atleta Kevin Bonaldo di 25 anni che aveva avuto un malore al termine della piccola Sanremo di Sovizzo, malore che lo ha costretto alla lotta in ospedale per tutti questi giorni e la notizia di questa mattina è che il ragazzo non ce l'ha fatta. Macchine si sono spente, attorniato dall'amore e dall'affetto dei familiari. Torneremo in serata anche ovviamente su questa notizia in modo più approfondito. Sono poi tra l'altro queste le ore in cui vengono e cominciano ad uscire le liste della politica, le liste per le regionali, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega che in parte le aveva già svelate e dunque avremo anche un approfondimento politico proprio in questa prima edizione. Intanto continuiamo invece con la cronaca, il caso di Mario De Marchi, il 39enne che avrebbe compiuto di fatto 39 anni solo 2 giorni fa e che si è spento all'ospedale di Treviso dopo l'aggressione subita il 11 ottobre scorso in una sagra. Siamo a Cairano San Marco. Mio cugino si è alzato di colpo, vedendo che io ero per terra, si è alzato io all'improvviso e gli domanda per che motivo ti ha tratto giù mio cugino per terra. E lui subito gli ha sferato un pugno e poi lo ha preso di fianco e lo ha proprio buttato di forza per terra sulla corsia.
È una fine assurda quella toccata al 39enne di Caerano San Marco Mario De Marchi, morto dopo 13 giorni di agonia. La sera dell'11 ottobre, mentre si trovava con il padre e il cugino alla sagra di Fontigo di Sernaglia della Battaglia, dove era andato per ascoltare la band Segnali Caotici, di cui era appassionato, è stato colpito al volto da un 62enne di Onigo di Pederobba, Fabrizio De Poi, dopo un botta e risposta, prima su un giubbotto e poi sui piatti appena portati in tavola che l'uomo aveva sottratto al terzetto. Di mezzo anche qualche bicchiere di troppo. Mario sanguinava, è stato medicato ed è rimasto cosciente nelle prime fasi. E questo tizio qua gli ha chiesto anche scusa, a mio cugino, scusa, volevo, ho fatto apposta, e mio cugino ha detto, scuse, non voglio le tue scuse. Dammi domani mattina, sarebbe stata domenica, domani mattina ti denuncio. Poi la situazione è via via precipitata. De Marchi abitava col papà Claudio in via Tintoretto e lavorava in un'officina meccanica. La mamma Silvana era mancata 3 anni fa. La sorella Tania, che all'indomani dell'aggressione aveva parlato di atto di inspiegabile crudeltà, ha salutato Mario con un post sui social. Ciao fratellino, stavolta hai voluto fare un aperitivo davvero speciale, ci mancherai tantissimo. Il suo ultimo compleanno, il 39enne, l'ha trascorso su un letto di ospedale, ma al bar del paese hanno lo stesso brindato a lui come segno di affetto e vicinanza. Ci aggrappavamo alla speranza che potesse venire un miracolo, perché quello serviva. Sapevamo che non poteva stare più di tanto qua con noi. Donatore del sangue, alpino, volontario della Proloco, Mario era sempre pronto a spendersi per gli altri. Mario era Mario. Basta, non avevo niente da dire. Era un ragazzo speciale perché soprattutto nel volontariato lui si dava da fare, aiutava gli alpini, faceva parte della Proloco, era un avvisino, il tempo libero che aveva l'ha sempre dedicato agli altri. Lascia un vuoto perché per tante cose Mario c'era. E adesso purtroppo non c'è più. Fino all'ultimo abbiamo sperato di rivederlo. Purtroppo questo non è stato. Possiamo solo ricordarlo per la sua buona volontà e per quello che lui faceva, che ci dava una mano, che sempre disposto, e quello che si prendeva la voglia di fare lo portava a termine. Adesso ci troveremo, raduneremo e vedremo un attimo come dare il saluto nel miglior modo dei modi. Sull'aggressore, Spagnol preferisce non esprimersi. Qua bisogna capire, sarà la giustizia a dare il suo esito. Non dico nulla, cioè c'è già troppa violenza, quindi è inutile darne sopra quella che c'è già, quindi vediamo un attimo come sono andati i fatti e come andrà a finire. Sul caso è stato aperto un fascicolo su cui il sostituto procuratore Giulio Caprarola dovrà aggravare l'ipotesi di reato. Il 62enne che ha sferrato il pugno, cabarettista di Onigo, salito alle cronache in passato per le sue canzoni goliardiche, sarà indagato per omicidio preterintenzionale. A svolgere le indagini sull'aggressione dall'epilogo tragico i carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, intervenuti alla festa di Santa Libera a Fontigo, dove il 39enne era andato a trascorrere una serata in allegria, trovando invece la morte. E di un altro fatto tragico raccontiamo, lo ricorderete, il tragico schianto di sabato notte ad Asiago in cui hanno perso la vita 3 giovani ragazzi. Oggi l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Conco, i funerali congiunti di Nicola Xausa e Pietro Pisapia. Per noi la nostra Marta Zatta. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo in questo momento all'interno della chiesa dove oggi alle 15 si svolgeranno i funerali di Nicola e Pietro, i 2 ventenni appunto che hanno perso la vita in quel tragico incidente ad Asiago. In mia compagnia sono con il vice sindaco Luca Girardi, vice sindaco, insomma una comunità veramente rotta dal dolore. Sì, per noi è una giornata straziante, una giornata di dolore nel quale la nostra comunità si unisce proprio alle famiglie dei 2 ragazzi di Nicola e Pietro, e come comunità vogliamo appunto essere vicini alle famiglie in questa giornata, insomma, ecco, per far sentire la nostra vicinanza. È il momento appunto, dicevo, del dolore, della preghiera, insomma.
Oggi per Luciana Conco è appunto lutto cittadino, bandiere a mezz'asta, sono state interrotte tutte le attività, ma già da ieri sera è stato organizzato un momento di preghiera qui fuori sul sagrato della chiesa, perché è una chiesa comunque molto piccola, può ospitare al massimo 250 persone, e per i funerali di oggi sono state appunto disposte delle sedie per permettere a più persone possibili di stringersi attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Dicevo appunto, ieri sera c'è stata anche una fiaccolata dove la comunità, tutti i cittadini, insomma chi conosceva ma anche chi non conosceva i due ventenni, hanno deciso di unirsi per stare vicino alla famiglia. Più di 500 persone, vice sindaco. Ieri sera eravamo tantissimi, ma penso che oggi pomeriggio ci saremo molti di più. Questa tragedia ha colpito tantissimo la nostra comunità, ma non solo la nostra comunità, l'intero altopiano. E quindi noi adesso abbiamo cercato di predisporre al meglio questa piazza, di chiudere appunto la viabilità, di chiudere la piazza per consentire a più gente possibile di poter partecipare alle esequie di questi due ragazzi. Noi abbiamo cercato di mettere delle sedute, specialmente anche per le persone che hanno più difficoltà, perché purtroppo all'interno della chiesa potranno accedere solo stretti familiari e amici. Questo è quanto. Quindi oggi alle 15 il momento dei funerali, ci sarà sicuramente un momento partecipatissimo da tutta la comunità, ma non solo. Noi ovviamente ci saremo, li seguiremo. Per il momento è tutto, a te la linea. Marta, grazie a te e anche al vice sindaco per questi aggiornamenti. Dunque si prepara Luciana Conco per l'ultimo saluto, due giovani ragazzi. Noi intanto continuiamo a parlare di sicurezza, torneremo sui fatti di cronaca della giornata più tardi, ma ci fermiamo per ripercorrere quanto era successo ormai 12 giorni fa, e lo facciamo insieme al nostro Federico Fusetti. Dovete sapere che la Questura di Treviso ha emesso una serie di DASPO riguardanti a un fatto appunto accaduto 12 giorni fa, ma sentiamo di che cosa si tratta nello specifico con il nostro Federico Fusetti. Buongiorno dalla Questura di Treviso per raccontarvi di una vicenda che risale al 19 luglio scorso, quando una trentina di tifosi delle squadre di calcio di Padova e di Venezia si sono affrontati lungo l'autostrada A27 nell'area di servizio Cervada Est e si picchiarono per una ventina di minuti con cinture, aste delle bandiere, insomma una rissa veramente molto violenta. Oggi dal questore di Treviso Alessandra Simone sono arrivati 15 DASPO, quindi 15 provvedimenti a carico di altrettanti tifosi che non potranno ovviamente più accedere a eventi sportivi che riguardano anche le loro squadre per molti anni, si arriva addirittura a 10 anni per alcuni provvedimenti, in particolare 2 a carico di tifosi padovani per 7 e 10 anni e gli altri 13 provvedimenti invece a carico di tifosi veneziani. Quel giorno addirittura un tifoso del Venezia che era caduto a terra fu colpito con un fumogeno, si cercò di lanciargli addosso una moto pesante 180 kg, insomma davvero tanta violenza. E adesso però questi provvedimenti così forti che arrivano dalla Questura di Treviso con l'aiuto delle immagini, dei testimoni che sono stati sentiti dalla Digos di Treviso, di Venezia e di Padova, e quindi insomma questa vicenda che si chiude con questi provvedimenti. La cronaca giudiziaria che arriva da Padova: è stato condannato all'ergastolo Eric Zorzi, il 42enne di Abano Terme, a processo per aver ucciso l'ex moglie Nicoletta Rotaru nel 2023 simulandone il suicidio. A deciderlo la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, che ha letto la sentenza ieri pomeriggio. In nome del popolo italiano, Corte d'Assise di Padova, letti gli articoli 533 e 535 del Codice di Rito, gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato Eric Zorzi responsabile del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.
Massimo della pena ha ascoltato la sentenza senza mostrare emozioni. Eric Zorzi, il 42enne camionista di Abano Terme, accusato di aver ucciso il 2 agosto del 2023 l'ex moglie Nicoletta Rotaru strangolandola e poi simulandone il suicidio. È stato condannato all'ergastolo e al risarcimento di 250.000 euro, confermata anche la revoca della patria potestà e i risarcimenti disposti per le parti civili, le figlie minori, i familiari di Nicoletta e il Centro Veneto Progetti Donna. La Camera di Consiglio, durata oltre 4 ore, ha emesso il verdetto inviando gli atti in procura per chiarire e valutare lo svolgimento delle indagini da parte dei carabinieri. Quello che c'è scritto, esatto, è procura controlla se le indagini, se quello che hanno fatto i carabinieri intervenuti sono stati fatti conformemente alla normativa oppure se ci sono state delle omissioni, delle carenze. Questo è quello che ha chiesto la Corte. Nicoletta poteva essere salvata. Esatto, è questo quello che sentiamo di dover poi ammettere. Sì. Nel corso del processo contro Eric Zorzi tutto è ruotato attorno all'audio che il cellulare di Nicoletta aveva registrato la notte del delitto e che era stato scoperto solo alcuni mesi dopo l'omicidio della donna, omicidio che in principio era stato archiviato come suicidio. La mattina del 2 agosto Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che l'ex moglie si era chiusa in bagno e non la sentiva più parlare. Quando i carabinieri arrivano, sfondano la porta chiusa da dentro e trovano Nicoletta riversa nella doccia con la cintura stretta al collo. A far trovare l'audio le legali della famiglia Rotaru, che sapevano della situazione familiare esasperante della donna che da anni subiva violenze e umiliazioni sempre registrate con il cellulare. Credo che la giustizia sarebbe dovuta intervenire ben prima nel caso di Nicoletta e credo che l'abbia preso atto. È la prima volta che io sento un pubblico ministero che diciamo stigmatizza in maniera così pesante l'operato delle forze dell'ordine e il non operato delle forze dell'ordine. Per la difesa le prove contro Zorzi invece non lo incastrerebbero contro ogni ragionevole dubbio. Una profonda delusione, anche perché abbiamo lavorato coscientemente, veramente anche credendoci sul serio nella innocenza di Eric Zorzi. Attendiamo i motivi d'appello, siamo anche molto curiosi di leggerli e sicuramente ci sarà un appello. La pubblica accusa ha ricostruito invece nel dettaglio i suoni dello strangolamento, del trascinamento del corpo di Nicoletta e tutti i rumori attribuiti al lungo lavoro di Zorzi, che ha smontato e rimontato la porta del bagno per farla sembrare chiusa dall'interno. Zorzi venne arrestato nel marzo del 2024 mentre usciva dal cimitero di Abano Terme, dove aveva trafugato una foto dell'ex moglie, l'ultimo sfregio nei confronti di Nicoletta, che ha umiliato per anni ma che ora ha finalmente avuto giustizia. In aula c'era anche la madre di Nicoletta Rotaru che ha ascoltato la condanna e abbiamo sentito le sue parole appena dopo emessa la sentenza. La toate procesele nu am fost, fiindcă sostanzialmente la signora Rotaru ringrazia la giustizia italiana. È vero che Nicoletta non tornerà, però è stata fatta la giustizia e vuole, se augura che le bambine possano andare avanti e dimenticare almeno quello che riescono. Le lacrime di Eugenia Rotaru quando sente pronunciare la sentenza che condanna all'ergastolo l'assassino di sua figlia Nicoletta, poi l'abbraccio con le avvocate Tatiana Vigia e Roberta Cerchiaro che l'hanno sempre sostenuta, portando alla luce l'audio che ha incastrato Eric Zorzi. Accanto a lei l'avvocata Tatiana Vigia che l'ha sempre tenuta informata in tutte le fasi del processo e ora commossa traduce le sue parole. Purtroppo non aveva la possibilità anche economica di partecipare a tutte le udienze, però ha partecipato a distanza e si informava sempre come stavano andando le cose. La mamma di Nicoletta ringrazia la giustizia italiana, ma nel suo sguardo velato di dolore il rammarico e la consapevolezza che sua figlia avrebbe potuto avere un destino diverso. Carabinierilor di Abano Terme dice di essere rimasta delusa dall'operato dei carabinieri, dal quale si sono rivolti in più occasioni. Lo smarrimento appunto della fotografia sulla tomba di Nicoletta, sull'impossibilità appunto di avere qualche contatto con le bambine. Si augura che tutte le donne possano appunto le donne maltrattate possono uscire dalle situazioni di maltrattamento.
Così dunque da Padova noi intanto voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Venezia, nel cuore della laguna, con il nostro Filippo Fois, perché ritorniamo sul caso Venezia, non si placano le tensioni. Filippo, che succede? Buongiorno. Buongiorno, direi che accordarsi, ed è forse, se mi permette il gioco di parole, visto che stiamo parlando con Marco Trentin che suona il violoncello ed è il segretario provinciale della FIALS per quello che riguarda i musicisti della Fenice, cioè non riuscite ad accordarvi in questo momento, no, orchestra e l'accordatura è andata malissimo. Tra l'altro noi ci eravamo visti l'ultima volta quando voi avete proclamato quella giornata di sciopero in cui poi vi siete esibiti gratuitamente per i veneziani in Campo Santo Stefano. In quell'occasione poi vi eravate appena incontrati con il sindaco Luigi Brugnaro e con il sovrintendente Nicola Colabianchi, i quali si stavano presentando appunto come mediatori, mentre oggi voi chiedete le dimissioni anche di Colabianchi. Perché? Ma perché all'indomani di quell'incontro e alla nostra proclamazione dello sciopero per il giorno della prima del Wozzeck non è successo più niente, non ci sono stati più incontri, ci aspettavamo comunque il prosieguo di un confronto per trovare una soluzione che in qualche modo avevamo anche prospettato, cioè la possibilità di dare alla signora Venezia la possibilità appunto di esibirsi e quindi insomma provare un po' questa signora, però con la condizione sine qua non che al termine di questo percorso di prova si potesse dare un giudizio e quindi sulla base del giudizio trarne delle decisioni. Viceversa, in quell'incontro a cui si faceva riferimento prima, il sovrintendente e il presidente sono stati molto chiari: va bene il percorso di avvicinamento, ma comunque vada il percorso, la nomina sarà comunque confermata e quindi ovviamente questo per noi non è possibile. Senti, faccio un po' di domande a raffica su quello che è stato detto in questi giorni. Partiamo dalle dichiarazioni che sono apparse sulla stampa di oggi da parte del sindaco Brugnaro, che riferendosi a lei ha detto: io non capisco perché continui a protestare, tanto adesso se ne va in pensione. Ma io protesto perché sono un rappresentante sindacale e quindi protesto, e fino a che non andrò in pensione protesterò anche come lavoratore. Poi do una notizia al sindaco: non vado in pensione a giugno e comunque anche quando andrò in pensione continuerò a fare la mia attività di rappresentante, se i lavoratori ovviamente lo riterranno opportuno, e viceversa mi pare che il sindaco sia invece il sindaco che in primavera ci lascerà. E diciamo che il sindaco rappresenta il passato, adesso come dicevo appunto finirà il suo mandato e speriamo che ci sia un futuro un po' più roseo rispetto all'amministrazione comunale nei prossimi tempi, insomma. Per quello che riguarda invece Colabianchi, lui ripete da tempo che questa è una protesta politica perché la Venezia comunque appartiene a una certa area molto vicina al governo Meloni e che voi ce l'avete con lei anche perché è molto giovane, perché è una donna. Lei dice che la stanno buttando in cacciara, la buttano in politica perché non hanno argomenti dal punto di vista artistico, ha detto lei. Ma certo, noi abbiamo sempre contestato questa operazione sia dal punto di vista del metodo che del merito. I nostri comunicati sono chiari e non è mai stata una questione politica. E appunto chi la butta in cacciara politica dandoci dei sessisti, come ha detto il sovrintendente, piuttosto che siamo un covo di comunisti, la butta in cacciara perché non ha argomenti sul merito e sul metodo abbastanza validi per controbattere la nostra posizione, ma che è la posizione di tutti coloro dell'opinione pubblica, del mondo culturale di un certo tipo che condividono con noi. Che stagione ci aspetta qui alla Fenice? Visto che il muro contro muro continua, ci saranno altre forme di protesta? Di che tipo, di che genere? Cioè cosa dobbiamo aspettarci adesso? Ma stiamo verificando e valutando. Ieri ci siamo incontrati tra sindacati, abbiamo fatto una riunione da cui appunto è scaturita questa richiesta di dimissione. Abbiamo fatto un ragionamento sulle prossime manifestazioni che sicuramente ci saranno. Abbiamo vari appuntamenti, concerti sinfonici la prima della stagione e poi fino al concerto di Capodanno. Stiamo valutando, ma sicuramente ci saranno delle prese di posizioni, sperando che nel frattempo ci possa essere una soluzione a questa cosa. Grazie a Marco Trentin, segretario provinciale della FIALS, e per ora da Venezia e dal Teatro La Fenice è tutto, la linea torna allo studio.
Grazie Filippo per questi aggiornamenti, anche ovviamente al tuo ospite. Noi voltiamo nuovamente pagina, parliamo di scuola, parliamo di istruzione di bambini. È stata clamorosa la protesta di un gruppo di genitori di Conegliano in una scuola elementare. Un bimbo accusato di terrorizzare i compagni di classe con calci, pugni, sputi e offese. Mamma e papà hanno deciso quindi di tenere i figli a casa. Si sono presentati davanti al cancello della scuola elementare con fischietti e cartelli. Sono i genitori esasperati di bimbi che ormai da tempo sono costretti a subire le vessazioni di un compagno di classe. Sono quotidiane le aggressioni verbali, ma anche fisiche, calci, pugni e offese. Così le famiglie hanno scelto di tenerli a casa in questi giorni. Parliamo di aggressioni verso i nostri bambini e non solo. E di fronte a tutto questo la reazione della scuola e delle istituzioni in qualche modo c'è stata, ma noi non la riteniamo insufficiente. Noi vogliamo segnalare dei comportamenti a livello di linguaggio pornografico, a livello di comportamenti indisciplinati, quindi mancanza di rispetto delle basilari forme di vita comune, esempio vessazioni in mensa negli ambienti comuni e anche poi all'interno del materiale scolastico dei singoli ragazzi che si vedono poi privati della propria autonomia. E accade che i bambini chiedano di non andare a scuola per paura, perché non si sentono sicuri nel contesto scolastico, e questo credo che sia l'elemento più critico, perché quando si presenta un'insicurezza e percepiscono di non essere protetti e difesi da quelli che dovrebbe essere un ambiente, diciamo, di serenità, di tranquillità, di felicità, e molto spesso le reazioni possono essere le più disparate. Alcuni bambini hanno dovuto anche chiedere il supporto medico, il supporto di psicologi. Una situazione che ha passato ogni limite, ci spiegano. Nel mirino di questo bullo è finito anche un bimbo con fragilità. I genitori l'anno scorso si sono recati anche dai carabinieri ed hanno bussato le porte di ogni istituzione, compresa la scuola, ma per ora non ci sono state risposte, nemmeno di fronte ad una maestra costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per un calcio preso da ragazzino. Facciamo un invito alle istituzioni regionali scolastiche di venire qui di persona ad analizzare la situazione. Chiediamo anche al ministro Valditara di intervenire, perché riteniamo che non possa essere ulteriormente accettabile un prolungamento di quelli che sono gli effetti nei confronti dei bambini complessivamente. I genitori del bimbo aggressivo respingono le accuse e ci raccontano: se non dovessero esserci risposte e soluzioni immediate, le famiglie dei bimbi torneranno davanti a scuola, fra le ipotesi quella di spostare i propri figli in altre scuole lontani da quelle violenze e dalla paura. Genitori che si sono anche rivolti a un avvocato ed è lo stesso legale, Luisa Pola, che parla ai nostri microfoni e tenta di mediare anche con la scuola e i genitori. Si tratta di dinamiche difficili che stanno portando grossi danni ai bambini dei genitori che assisto. Si sono rivolti a me perché mi interfacci semplicemente, non cercano responsabilità, non cercano, perché sanno che questo problema è un problema che avvolge tutti i soggetti interessati. Non cercano un colpevole le famiglie, ma trovare una soluzione per salvaguardare i piccoli. Dalle istituzioni preposte le risposte però non sono state adeguate. Non c'è stata perché è stato fatto, certamente hanno trovato, a me non hanno mai riscontrato, però sicuramente hanno messo in campo delle risorse, su quello bisogna assolutamente dire, come anche gli insegnanti sono state assolutamente eccezionali nel loro ruolo di venire incontro a tutti, ripeto, perché è una questione di integrazione dinamiche tra bambini. Il problema è che queste non sono state sufficienti, non hanno dato la risposta perché i bambini ancora soffrono. Per il momento la situazione non sembra sbloccarsi, i genitori dei bimbi non intendono sopportare oltre. Se continueranno queste aggressioni, le famiglie torneranno a manifestare e a tenere i piccoli a casa. Ma in questi casi, a livello giuridico, cosa può accadere? Se lei mi chiede in astratto se succedono dei fatti di questa natura,
in astratto, in teoria è il genitore che risponde se ci sono dei danni, se ci sono delle responsabilità, o può rispondere anche chi è preposto a custodire, a vigilare sui minori. Quindi sì, siamo su un piano diverso, siamo su un piano differente, non è quello il piano che vogliamo avere noi. Certo, in astratto sì, teoricamente sì. Non è questo il caso, ci dice il legale. I genitori vogliono solo che i loro figli possano trascorrere le ore a scuola in serenità. Così dunque il caso a Conegliano. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta con la prima edizione. Stavo leggendo notizia che è arrivata in questo preciso momento. Fratelli d'Italia, Treviso presenta la lista dei candidati al Consiglio regionale del Veneto. Il commissario provinciale, l'onorevole Loperfido, scelti candidati di comprovata esperienza e valore per rappresentare al meglio la Marca alle elezioni del 23 e 24 novembre. La lista composta da 9 candidati: Claudio Borgia, Chiara Bortolato, Marco Della Pietra, Francesca Rigo, Mattia Perencin, Silvia Rizzotto, Arnaldo Stefano Pitton, Alexa Spina, Alvina Verecondi Scortecci, e quindi abbiamo la lista di Fratelli d'Italia presentata proprio in questi minuti a Treviso. E proprio a Treviso, nel capoluogo, ma non solo, in tutta la provincia, ci torniamo con le notizie, la cronaca che ci racconta Francesca Bozza. È quella che sembra un allarme baby gang. Dal capoluogo, appunto, ai comuni più piccoli dilagano queste bande di ragazzini che hanno a che fare spesso con fatti di cronaca nera, intimidazioni, minacce, brutti comportamenti. Le testimonianze delle vittime dei bulli raccontate all'associazione Furti in Corso. Mi sono trovato una decina di questi ragazzini scalmanati che hanno cominciato a inveire contro di me. Lì mi si è dovuto chiudere all'interno di esso, del magazzino, mi si è dovuto barricare dentro, chiamare aiuti, chiamare anche le forze dell'ordine, e dopo un po' che ho cominciato a urlare e a battere le mani vicino alla porta, quindi a fare tanto rumore. A raccontare questo episodio una residente della zona tra via Fiumicelle e via Pescatori a Treviso. Una sera, mentre si trovava nel magazzino del palazzo in cui vive, ha avvertito dei rumori. Uscito in strada si è trovato circondato dai baby bulli. Ma come racconta lui stesso, non si tratta di un episodio isolato. Anche la figlia un sabato pomeriggio ha vissuto un'esperienza che l'ha profondamente turbata. Erano verso le 3 di pomeriggio. È stata inseguita da un soggetto che stava lì a bivacchiare ubriaco, a fischiargli e a urlargli contro. Lei si è spaventata tantissimo, infatti mi ha subito chiamata, gli ha detto di rifugiarsi in piazza Borsa dove c'erano persone e mettersi vicino a gente. Ma queste cose ne accadono quotidianamente, come ho assistito a tantissime risse tra di loro, lanciandosi bottiglie, usando cinghie, catene per picchiarsi. Restiamo sempre in centro a Treviso con la testimonianza di una donna che racconta di essere stata aggredita non solo verbalmente con frasi oscene da un gruppo di ragazzini, ma di essere stata poi bersaglio di sputi, al punto da essere stata costretta a rifugiarsi in un panificio. Dal capoluogo ai comuni più piccoli cambiano gli scenari ma non i racconti. Questo arriva da un paese della sinistra Piave che i residenti dicono essere in balia di un gruppetto di 17enni. Abbiamo paura appunto come donna di andare a fare una spesa perché ci sentiamo minacciate all'interno dei supermercati, oppure semplicemente fare una passeggiata all'aperto. Abbiamo paura di incontrarli per strada che appunto ti aggrediscono, ti insultano, ti prendono sotto miro per rapinarti. Sono solo alcuni dei tanti messaggi che ogni giorno Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, riceve su Messenger o su WhatsApp. Racconti di aggressioni, minacce o semplicemente lo sfogo di genitori preoccupati per i propri figli. Prossimo anno mio figlio frequenterà le superiori. Sapere di mandarlo a scuola e non avere la certezza che ritorni a casa illeso perché potrebbe essere preda di gruppi di baby gang che girano in tasca degli strumenti ad offendere preoccupa. Cittadini che hanno raccontato, chiedendo però un'unica cosa, l'assoluto anonimato.
Hanno paura di dire addirittura le vie che vengono percorse dai ragazzi, perché poi dicono: e io cosa faccio, Cristian? Faccio la denuncia per poi vedere che non gli viene fatto nulla perché ci sono 1000 problematiche a livello legislativo, e poi alla fine mia figlia o mio figlio deve comunque fare per anni la stessa strada. Demma, impegnato su invito del sottosegretario alla giustizia Ostellari, che ha incontrato in agosto a Roma, ad organizzare un convegno sulla sicurezza, sta portando avanti con i senatori alcune proposte, dall'abbassamento dell'età dell'imputabilità, oggi fissata a 14 anni, alla possibilità di portare i ragazzini sin dalle medie all'interno delle carceri. Per fargli capire che se sono le carceri minorili, come abbiamo visto in questi giorni, piene, forse ci sono delle situazioni in cui li portano lì dentro. E quindi, come si dice con gli incidenti stradali, se devo far vedere per forza un video molto forte e cruento per riuscire a abbassarti la velocità, forse devo farti vedere dove si va a finire se si continua così. Continuiamo a parlare in realtà di sicurezza, ci occupiamo di furti e degrado soprattutto nella zona di Santa Maria del Rovere. Nella notte di ieri sono stati infatti razziati 12 garage di una palazzina vicina alla caserma Salsa. È l'ennesimo episodio dopo i tanti di degrado che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo tutta la zona tra persone ubriache e appunto baby gang. I residenti si rivolgono direttamente al sindaco. Via Gasparinetti, Santa Maria del Rovere, Treviso. A 2 passi dalla caserma Salsa, nella notte un gruppo di malviventi è entrato nel piazzale privato della palazzina all'angolo della via, scassinato tutti e 12 i garage e rubato una macchina per il lavaggio ad alta pressione e un'auto, una vecchia Panda verde del 1999. Un episodio che è il culmine di molti altri che si sono susseguiti, tra furti di bici e gruppi di persone e ragazzi che incutono timore ai residenti. A farsi loro portavoce l'imprenditore che un paio d'anni fa ha deciso di trasferirsi a Treviso da Miami per uno stile di vita più tranquillo e investire sul territorio. Molta preoccupazione perché sono arrivato qui in Italia da poco, mi sono trasferito e vedo che in questi 2 anni c'è stato già un degrado sociale, l'insicurezza si sta aumentando e poi non parliamo di zone lontane, siamo a 1000 metri dalle mura. Tutto hanno aperto, sono rimasta anche perché io non so, ero abituata che questa zona qui era tranquilla e invece i problemi ci sono e mi dispiace. Ho già contattato il comune, la questura, tutte le forze d'ordine e non mi rispondono. Abbiamo un grande problema con un bar qui all'angolo che ogni sera va con la musica ad alto volume fino alle 2-3, non lascia nessuno dormire e poi attira la gente che si ubriaca, fa delle risse, urinano per strada. C'è anche il problema della gang, baby gang albanese che è qua a minacciare i signori che hanno i negozi. Schiamazzi, litigi, siepi usate come urinatoi oltre alle minacce ai negozianti della via. Sei entrato al negozio di qualcosa ha parlato male, di buttato pallone dentro, così, sentito così. Preoccupazione espressa anche dalla signora Rosa, inquilina 77enne del condominio e proprietaria dell'auto rubata riconsegnatale dagli agenti della polizia ancora sulle tracce dei malviventi. In fondo di là, in fondo di qua, si vedono questi gruppi di ragazzi che ti mettono un po' in apprensione. Decisamente adesso mi preoccupo. Speriamo di no, speriamo che non vengano più, ma sa com'è. Vorremmo vivere più tranquilli, soprattutto loro che hanno i bambini, io che sono una vecchietta. I residenti sperano che con l'arrivo delle forze dell'ordine alla caserma Salsa la situazione cambi, ma chiedono al sindaco un intervento deciso. Volevo chiedere per piacere dal signor sindaco per aiutarsi questo palazzo, per questo condominio, per una videosorveglianza. Siamo sicuri che il sindaco sarà sensibile a questi poveri condomini che si sono trovati di punto in bianco dall'essere in un'isola tranquilla ad essere in mezzo alla malavita. Da Treviso a Zero Branco una rapina violenta al parco, 2 gli arrestati. L'incontro, l'accerchiamento, la disputa e poi la minaccia, dacci il portafoglio.
Pochi secondi, il rifiuto della vittima e infine le botte, tanto da farlo finire in ospedale con 10 giorni di prognosi. A finire sotto calci e pugni un 27enne di Zero Branco, dove la violenza si è consumata in tarda serata poco prima delle 22. Parco Baden-Powell, il giovane nel mirino della banda, stando ai primi riscontri dei carabinieri, conosce i suoi aggressori. Probabilmente ci sono contrasti legati al mondo della droga, forse un debito non pagato. Sta di fatto che il 27enne viene aggredito brutalmente e rapinato del portafogli prima di riuscire a chiamare, pur ferito, i carabinieri. L'intervento immediato dei militari consente di individuare, nonostante il fuggi-fuggi dei picchiatori, i due principali responsabili, un 22enne di Preganziol e un 20enne di Mogliano Veneto, già noti alle forze dell'ordine, e quindi di arrestarli. Il primo, oltre ad avere con sé il portafoglio rubato, nascondeva addosso 40 grammi di hashish. Entrambi finiscono ai domiciliari, mentre i carabinieri stanno cercando gli altri componenti della violenta gang. Carabinieri che a Mogliano Veneto hanno incontrato gli anziani della città per istruirli su come non cadere vittime di truffe e furti. Sono andati in camera del mio nipote, hanno rabbaldato tutto ma non hanno trovato niente. Sono andati in camera di mia figlia, hanno portato via tutto l'oro e i soldi che c'era, tutto. E buonanotte, quando siamo andati a letto ci siamo accorti che erano stati. Anziani nel mirino dei ladri, anziani nel mirino dei truffatori. Hanno chiamato mamma sono io e piangendo ho messo su subito, ho chiamato le mie figlie e con quella non ho, però sono stata tanto male che sono stata veramente scioccata, che adesso ho paura perché vivo sola, capisci? Allora non vorrei che tutti questi insegnamenti che stai utilissimi. Si sono ritrovati tutti insieme al Circolo Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto per incontrare i carabinieri. Possiamo aiutarvi, il titolo dell'evento dedicato alla sicurezza, promosso dal Comune in collaborazione con i militari della Compagnia di Treviso e della stazione locale. Ho sempre paura, ma tengo sempre chiuso e anche prima di aprire vado a accertarmi per vedere se conosco prima di aprire. A offrire consigli pratici e indicazioni la tenente Caterina Carrino, comandante del nucleo operativo radiomobile di Treviso. Varie le tattiche adottate dai truffatori, sulle quali i presenti sono stati messi in guardia. Bisogna sempre aver presente che nessuno chiederà mai soldi in contanti o ancora di più oro, come è normale che sia, perché oramai le transazioni viaggiano tutto in modo elettronico. Attenzione anche alla scelta del luogo in cui custodire i beni preziosi. La camera da letto assolutamente no, perché è il primo luogo che viene praticamente visitato dai ladri, quindi conviene sicuramente andare a riporre gli oggetti di valore in altre parti della casa. In un momento storico in cui è sempre più facile prendersi gioco degli altri, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Con l'intelligenza artificiale è facile falsificare la voce e di conseguenza bisogna sempre diffidare. Così dunque da Mogliano interrompiamo la cronaca per collegarci subito da Padova con la nostra Valentina Visentin. È in città infatti la ministra Anna Maria Bernini, tornata per inaugurare il nuovo campus di via Turazza. Ci sono nuovi posti letto in arrivo per gli studenti. Valentina, siamo da te, buongiorno. Dai che stanno uscendo, sì, buongiorno, ci spostiamo perché proprio in questo momento potrebbe esserci il taglio del nastro alla presenza della ministra Anna Maria Bernini, che è arrivata pochi minuti fa in città, e quindi con le immagini di Cristian Roque Allende vi mostriamo in diretta l'inaugurazione di questo nuovo campus universitario, 230 posti letto già aperti e quindi già in parte usufruibili dagli studenti, 46 posti letto sono stati messi a disposizione per gli studenti meritevoli ma privi di mezzo, e quindi grazie alla convenzione con l'ESU sono già stati resi possibili l'affitto all'uso degli studenti meritevoli.
Questa è la struttura che è stata realizzata qui in via Turassa, in un'area un tempo degradata ed è smessa e adesso ristrutturata, e la struttura realizzata a tempo di record per dare spazio appunto agli studenti, circa 75.000 gli studenti universitari in città, una città nella città, molti che fanno fatica, molti fuorisede che fanno fatica a trovare alloggio, e questa risposta con 230 posti letto è una possibilità importante per tanti studenti che fanno fatica a trovare un alloggio in città. Il complesso appunto dona anche una riqualifica in un'area particolare della città qui alla Stanga. Restiamo con le immagini, così vi mostriamo il taglio del nastro, perché dovrebbero uscire tra poco le autorità con la ministra Anna Maria Bernini e la rettrice dell'università Daniela Mapelli, il sindaco di Padova, che tra pochi istanti dovrebbero tagliare il nastro di questa struttura di 6 piani, dove non ci sono solo alloggi ma anche spazi comuni come sale aule studio e sale per la ristorazione. E è una risposta importante, l'ho detto anche la ministra Bernini, che è tornata a Padova, l'avevamo vista poche settimane fa, che aveva dato il benvenuto ad un ricercatore di Gaza, ad una studentessa di Gaza arrivati qui per studiare a Padova. La ministra è tornata oggi per questa inaugurazione e ha annunciato che sono arrivati in Italia nuovi studenti di Gaza grazie al corridoio universitario, e lunedì dovrebbero arrivare qui a Padova altri 2 studenti per iniziare nuovi percorsi universitari qui in città. Se la linea può tornare allo studio, se avete ancora qualche minuto vi mostriamo il taglio del nastro, ma non sappiamo precisamente tra quanto dovrebbero uscire le autorità. Ditemi voi in base anche agli altri collegamenti. Valentina, intanto ti chiedo, quella che è su Padova adesso, questa apertura di questo nuovo campus, in realtà è un evento molto importante per tutta la città, perché l'Università di Padova è una delle più popolose d'Italia, e spesso anche gli stessi studenti, la stessa rete degli studenti aveva lamentato che in città mancassero dei punti fondamentali come quelli degli alloggi per poter vivere appieno la vita universitaria e anche potersela di fatto permettere. Proprio così, dicevamo, la popolazione universitaria è una città nella città qui a Padova, perché sono oltre 75.000 gli studenti, e quindi questi 230 posti letto sono davvero importanti per chi deve trovare un alloggio a città. Teniamo conto che i prezzi degli affitti sono sempre più alti, qui c'è anche la possibilità di avere un affitto a prezzi calmierati e concordati. Ovviamente poi ci sono anche i 46 posti per gli studenti meritevoli ma primi di mezzo. Intanto ci siamo, le forbici impugnate dalla ministra Anna Maria Bernini, in mezzo a lei la rettrice Daniela Mapelli, il sindaco di Padova Sergio Giordani, che si è detto soddisfatto di questa inaugurazione. Adesso ecco il momento ufficiale del taglio del nastro di questa nuova struttura. Eccolo qui. E c'è il taglio, il momento ovviamente dello scatto, e stanno tagliando tutti assieme. Eccolo qui, e l'applauso. Quindi siamo riusciti a mostrarvi in diretta il taglio del nastro, e stasera ovviamente nelle edizioni serali dei nostri telegiornali anche gli interni di questa nuova struttura per gli studenti padovani. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie anche a Cristian Roque Allende per il contributo tecnico, una presa diretta insomma di questa inaugurazione. Noi avevamo interrotto la cronaca perché Valentina era pronta proprio da Padova per questo momento, ma ritorniamo su quanto stavamo raccontando, i vari furti che continuano a non lasciare pace non solo alla provincia di Treviso, che abbiamo appena lasciato con i nostri servizi, ma anche a Venezia. 4 furti in un anno. Pensate, il presidente della società consortile di Dolo è esasperato e lancia un appello all'amministrazione comunale. È il 4º furto che subiamo nel giro di un anno, pressappoco. Cosa è successo? I ladri hanno tentato di entrare per più punti, quindi hanno rotto una finestra e hanno rotto anche il soffitto degli spogliatoi e del bagno dei dipendenti, e sono entrati nel negozio. Dario Rosato è a dir poco esasperato. Nonostante abbia cercato in tutti i modi di proteggere le cantine Riviera del Brenta a Dolo, i ladri continuano a entrare provocando danni e rubando quanto possibile. L'ultimo furto nella notte. La rifurtiva è ancora da quantificare, principalmente del denaro contante,
e stiamo facendo tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, i carabinieri di Dolo e la vigilanza, che c'è l'impianto di videosorveglianza. I danni sono importanti perché hanno rovinato la struttura, quindi c'erano degli interventi di ripristino della struttura. L'amarezza è tanta. Non è chiaro il perché un accanimento contro la nostra attività, anche perché è un'attività che sostiene il territorio, è un'attività che supporta i soci agricoltori del territorio, per cui si va a rubare a quello che è il territorio e sempre cifre modeste, quindi noi abbiamo un sistema di deposito, qui soldi non ce ne sono. Il presidente lancia un appello all'amministrazione comunale. Ci appelliamo anche al pubblico, al sindaco di Dolo, in quanto noi abbiamo degli alberi che circondano la proprietà, 3 ettari di alberi, che in questo momento sono bivacco di persone e sono un problema per la sicurezza. Quindi stiamo facendo tutto quello che è possibile per rimuovere e fare pulizia di questi alberi, dove appunto anche i ladri, le telecamere dimostrano, si appostano. Appello accolto immediatamente. Saranno più gli interventi che abbiamo in mente di fare, ma lascio alle autorità preposte di definirli a pieno, dando appunto attraverso la nostra polizia locale da un lato, ma anche attivando quello che è una solidarietà di vicinato proprio anche dei nostri residenti, affinché tutto ciò che si è visto o che si vede venga immediatamente fornito alle autorità di polizia. Siamo a Bassano sempre per parlare di furti e i carabinieri che sono sulle tracce di una persona sospetta. L'Audi grigia sospetta, segnalata da alcuni cittadini qualche giorno fa tra via Milano e via Rovigo a Bassano, zona finita nel mirino dei ladri, è stata nuovamente notata in quartiere 25 aprile, domenica sera, intorno alle 20:30. I residenti non ci hanno pensato 2 volte e hanno chiamato i carabinieri. La macchina è stata individuata in via Santissima Trinità, parcheggiata lungo il muro di recinzione di una casa, apparentemente senza nessuno a bordo. Invece nell'auto si nascondeva un uomo disteso sul sedile del conducente con lo schienale abbassato. Alla vista dei militari ha messo in moto per uscire dal parcheggio, ha urtato la macchina dei carabinieri per poi abbandonare l'auto e fuggire a piedi. Un lungo inseguimento, ma il sospettato è riuscito a dileguarsi nel buio della notte lungo il greto del torrente Silanetto. L'intera area è stata setacciata fino a tarda notte da un massiccio dispositivo dei carabinieri, mentre lungo le strade del Bassanese sono stati disposti posti di controllo. Nell'auto, rimasta abbandonata in via Santissima Trinità, sono stati rinvenuti arnesi da scasso, guanti, un flessibile e delle torce elettriche. Oltre a questo, targhe contraffatte. Anche nell'Audi rubata a settembre in provincia di Lodi erano montate targhe non corrispondenti al telaio. Indagini sono in corso per identificare il fuggitivo. Allarme anche a Cassola e Mussolente. L'allarme è crescente, si moltiplicano nel territorio i casi di furti e di tentati furti ai danni di abitazioni, appartamenti ma anche villette presi di mira dai ladri, incuranti di sistemi di videosorveglianza e di allarmi antifurto. Qualche giorno fa i malviventi hanno agito in Villaggio Europa, in quartiere 25 aprile, ma anche in zona Angarano a Bassano. L'area ora si allarga e notizie di furti arrivano in queste ore anche da Mussolente e da Cassola. I cittadini, ormai esasperati, affidano i loro sfoghi ai social, utilizzati anche per allertare della presenza di persone sospette. Sarebbe opportuno che queste comunicazioni fossero fatte non soltanto sui social, ma auspico che vengano fatte anche alle autorità, alle forze dell'ordine, proprio perché se ci sono da fare delle indagini anche attraverso videosorveglianza o quant'altro, è opportuno segnalarlo. Poi come comune sappiamo che questo è il periodo più critico. Il buio che arriva prima è sicuramente un alleato prezioso per i ladri e poi le festività, che sono praticamente dietro l'angolo, impongono maggiori controlli del territorio, cosa che farà il comune di Cassola con la polizia locale e che hanno già messo in campo anche i carabinieri con servizi straordinari di pattugliamento. Intanto prosegue anche l'iter per l'avvio dei controlli di vicinato. Faremo appunto con i rappresentanti dei singoli quartieri eletti una assemblea per capire
quali possono essere i soggetti o le associazioni che si rendano disponibili a fare questo servizio in collaborazione con le forze dell'ordine. E anche Costa Bissara, sempre nel Vicentino, alza l'allerta contro i furti in abitazione dopo che si sono verificati altri 2 episodi in un mese e fatti simili sono stati registrati anche nei comuni limitrofi. Si potenziano quindi le misure di sicurezza. 2 furti in abitazione nel giro di un mese, ladri senza scrupoli che entrano in casa anche con i proprietari presenti, come è successo nell'ultimo episodio di qualche sera fa a Costa Bissara. I signori erano in casa, i proprietari hanno sentito dei rumori, pensavano che ci fosse qualche altro familiare e poi si sono accorti e sono fuggiti. Per fortuna non li hanno incontrati in casa. Per questo il sindaco, parallelamente al potenziamento dei controlli sul territorio, ha deciso di allertare i cittadini. Il periodo che precede il Natale ogni anno fa emergere questa problematica e i tentativi di furto sono più frequenti, specie nell'orario dell'imbrunire. Basti pensare che lo scorso anno, nei mesi che precedono le festività, a Costa Bissara si erano registrati una decina di furti. Così, con l'auspicio di prevenire e allertare i cittadini, il sindaco ha predisposto dei volantini facendoli girare sui vari social con i numeri utili da chiamare. Io sono preoccupato e ho avvisato i cittadini che devono preoccuparsi della difesa della loro abitazione, perché non ci sono forze dell'ordine che tengono davanti a questi furti. I carabinieri ci sono, intensificheranno anche i passaggi, anche la polizia locale circolerà in quelle ore lì del tardo pomeriggio, però bisogna che ognuno di noi ci preoccupiamo della nostra abitazione. Rimaniamo a Vicenza, la polizia locale ha rafforzato infatti i controlli, è una vera e propria stretta quella sui monopattini elettrici. Per noi Luisa Bertini. Monopattini truccati e fuorilegge, un fenomeno in crescita anche per quanto riguarda la città di Vicenza, per cui sono stati potenziati i controlli da parte della polizia locale che in un mese ha eseguito ben 5 sequestri. Di questo abbiamo parlato con il commissario Chemello della polizia locale, che ascoltiamo insieme. Abbiamo notato un incremento di monopattini e velocipedi elettrici che non sono a norma con quanto previsto dal codice della strada, in particolare mancato uso del casco o 2 passeggeri sul monopattino, ma la cosa che più ci preoccupa è la velocità che questi mezzi stanno tenendo sulle strade della città, e per questo abbiamo messo in campo delle azioni importanti e nelle ultime settimane abbiamo sequestrato e confiscato 5 veicoli, tra cui biciclette e-bike e monopattini elettrici. Negli ultimi mesi sono state quasi 200 le sanzioni, in particolare negli ultimi giorni un monopattino elettrico che è stato trovato a viaggiare a una velocità di quasi 70 km all'ora, e quindi con sanzioni che prevedono anche la confisca del mezzo, e un e-bike che dà risultanza, il banco prova, viaggiava a una velocità di oltre 50 km orari. In questo caso è considerata a tutti gli effetti un ciclomotore, con sanzioni che vanno dalla guida senza patente al fatto che il veicolo non è assicurato, alla guida senza l'uso del casco e del fatto che il veicolo non è immatricolato. Sanzioni che superano i 6.000 euro, con la conseguenza sequestro e confisca del veicolo, quindi il trasgressore ha perso la proprietà del mezzo. Continuiamo la pagina della cronaca vicentina, una tragedia sfiorata, quella di ieri nel centro cittadino. Un SUV ha sfondato la vetrina di una pasticceria. Tutto in pochi istanti, all'improvviso. La tragedia sfiorata, la paura, la vetrata sfondata che travolge i clienti, il miracolo, tutti salvi, qualcuno se l'è cavata con qualche graffio, qualche livido, piccole ferite, ma per fortuna non ci sono vittime. Siamo a Vicenza, nel trafficato Viale dal Verme, in questa pasticceria che poco prima delle 11 del mattino è frequentata da diversi clienti, si vivono attimi di panico. Un forte botto, un grosso SUV urta alla vetrina che cede
e cade addosso a 2 uomini e a una donna che in quel momento stanno bevendo un caffè al bancone. Io ero qui, ho sentito la botta e sono corsa a tirare sul vetro perché c'erano dei clienti sotto. E la titolare della pasticceria a raccontare quegli attimi spaventosi. Alla guida del SUV, una signora che stava parcheggiando proprio davanti alla vetrata del locale, ma qualcosa non ha funzionato. Un'automobile elettrica stava parcheggiando davanti appunto al negozio e per qualche malfunzionamento probabilmente non si è fermata e è entrata nella vetrina. Ma la signora che stava guidando era in panico, poverina, era in stato di shock, è corsa anche lei a vedere cosa fosse successo perché la macchina doveva fermarsi e non si è fermata. Viene lanciato l'allarme, sul posto arriva un'ambulanza del SUAM 118, uno dei 3 clienti viene portato in ospedale in codice giallo, ma per fortuna nessuno appare in gravi condizioni. Già nel primo pomeriggio si procede anche alla riparazione della vetrata. Questa vetrina dai 250 ai 300 kg. Sicuri insomma, ci vogliono diverse persone per alzarla adesso. E infatti si mettono in 6 per alzarla. La vetrata antisfondamento viene sollevata a fatica. 1, 2, 3. Visto il peso della vetrata, sono immaginabili i danni che avrebbe potuto fare travolgendo i clienti della pasticceria. Insomma, una tragedia, per fortuna, soltanto sfiorata. Così il racconto della cronaca da Vicenza. Ci spostiamo a Venezia perché tra pochissime settimane sarà passato un anno dall'inizio della detenzione di Alberto Trentini, il cooperante del Lido veneziano che è detenuto in Venezuela, e dunque ci sono delle trattative in corso per arrivare alla sua liberazione. Sentiamo il nostro Lorenzo Maier. Anche il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin ha rivolto un appello per la scarcerazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto a Caracas dal 15 novembre del 2024, e di tutti i prigionieri politici rinchiusi in Venezuela dal durissimo regime di Nicolás Maduro. Sabato a Roma ci sarà anche un sit-in a sostegno di questa richiesta da parte dei militanti venezuelani ed italiani, l'occasione per l'appello alla liberazione dei prigionieri politici ingiustamente detenuti in Venezuela è stata la Santa Messa che il cardinale Parolin ha presieduto in Vaticano dopo la canonizzazione dei primi 2 santi venezuelani da parte di Papa Leone. Nel frattempo si avvicina l'anniversario di un anno da quando il nostro connazionale è stato ingiustamente arrestato. Il coordinatore nazionale dell'Associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti, sempre sulla Breccia, invita ad accompagnare i vigilanti le trattative in corso per la liberazione di Alberto. In questi giorni è necessario tuttavia, alla vigilia di questo anniversario, muoversi tutti insieme con grande calma e con grande determinazione. Non compiere nessun errore, accompagnare le trattative che sono in atto. Giulietti ha le idee molto chiare. Continuare a illuminare quel carcere buio oscuro con un solo scopo: riportare a casa quanto prima Alberto Trentini, il resto non conta. Ci sono opinioni contrastanti a Venezia tra turisti e cittadini dopo l'annunciato aumento della cedolare secca per gli affitti brevi per chi usa i più noti portali su internet. Le tassazioni secondo me sono troppo alte, non vanno bene. Gli affitti brevi, ogni proprietario di casa fa quello che vuole con il suo, non è che posso... Ma fa bene lo Stato a tassarli? Penso di sì. Y teníamos miedo al B&B y todo eso para llegar, somos grandes. Noi siamo persone di una certa età e preferiamo comunque l'hotel all'affitto breve. Ci sentiamo certamente più sicuri, anche se poi le tasse alla fine ci sono dappertutto. In Brasile è tutto equiparato, le tasse sono uguali. Non trovo giusto applicare ai privati più oneri, perché alla fine si tratta sempre di movimentare l'economia del paese. Non è giusto, ma alla fine ogni governo si arroga il diritto di fare un po' come gli pare e alla fine paghiamo sempre noi. Bisognerebbe avere anche gli strumenti per poter giudicare.
Io non lo so, davvero. Potrebbe essere una cosa ingiusta ovviamente per chi ci vive di queste cose. Potrebbe essere una cosa magari giusta per chi dice che i B&B siano il grande male del nostro tempo, soprattutto nelle città come Venezia, dove il turismo è un fattore importante. Quindi dire è giusto o sbagliato in questo momento non lo so, cioè, mi avvalgo della facoltà di non sapere. In linea di principio no, non si fa, non è giusto, però... Così da Venezia apriamo invece la pagina politica, perché come abbiamo poco fa sentito è stata già nominata la lista ufficiale dei candidati per Fratelli d'Italia, oggi pomeriggio invece quella di Forza Italia e tiene banco ancora il caso Darè. Sentiamo Flavio Tosi. Con Tony Darè c'è un lungo pluridecennale rapporto di stima e amicizia reciproca. Ci sono stati anche dei momenti politici di percorsi diversi, ma l'importante appunto è il rapporto personale e la stima che si ha l'uno dell'altro. A poche ore dalla presentazione ufficiale della lista trevigiana di Forza Italia, l'arruolamento nelle file azzurre di Gian Antonio Darè prende sempre più consistenza e nel partito monta lo scontento. Tosi, Andretta, Darè, Forza Italia è una succursale della Lega, attacca una parte dei tesserati storici, ma esternazioni pubbliche fino a dopo le urne difficilmente ce ne saranno. Messo in panchina dalla Liga Veneta, l'ex sindaco di Vittorio Veneto ed ex europarlamentare, già segretario regionale del Carroccio, è dato per certo in corsa col partito di Tajani. Tosi non conferma, ma lo lascia intendere. C'è questo appunto dialogo positivo con lui in vista delle elezioni regionali e speriamo che possa avere un esito positivo, perché una figura capace, competente, esperta come quella di Tony è una figura che va bene a quella che è il corso di Forza Italia. Forza Italia è un partito appunto di amministratori con liste competitive, perché sono liste di amministratori, e quindi appunto sarebbe la figura ideale in questo momento di crescita costante, di affermazione costante di Forza Italia. I veri duelli delle regionali 2025 si giocano dunque all'interno degli schieramenti stessi e dei partiti che li compongono. Nella Lega, dove la contrapposizione tra salviniani e non, si fanno già i conti, anzi gli acconti. 3.000 euro che i candidati alla prima candidatura devono versare al partito, cifra che sale a 10.000 per gli uscenti. E in caso di elezione il saldo dovrà raggiungere i 20.000 euro totali. Quanto ai nomi, nei territori le scelte calate dall'alto, anche solo da Noventa Padovana, non comodano affatto. A Venezia Sebastiano Costalonga è rimasto al palo a favore del vice sindaco Andrea Tomaello. Lui dissimula, ma la delusione è palpabile. La mia disponibilità è sempre stata data in qualsiasi occasione. Io vado avanti, qualcuno voleva che io ritirassi la candidatura, cosa che era tutte cose false, non è vero, era a disposizione del partito, il partito ha deciso di fare queste scelte e si va avanti, ci sarà qualcos'altro che mi aspetterà per il futuro. Il sospetto è che Costalonga abbia pagato la vicinanza al generale Vannacci, che per il suo team di comitati non esclude un ruolo politico, sebbene il federale e Salvini abbiano dettato tutt'altra linea. Sicuramente sulle discussioni legate all'Europa è un nostro interlocutore, perché è anche parlamentare europeo. Io lavoro con tutti, non ho nessun problema. L'importante è lavorare e trovare persone che hanno voglia di portare vantaggio alla nostra comunità. Si prende fino all'ultimo minuto disponibile per presentare le liste anche Fratelli d'Italia. D'altro canto la posta in gioco è alta, visto che il vero avversario è la Lega. A Treviso spunta il nome dell'assessora al commercio Rosanna Vettoretti, ma la decisione è ancora in ballo. Chi resta fuori invece dalle regionali, perché i meloniani potrebbero puntare su di lei alle amministrative del capoluogo del 2028, è la sua collega di giunta Gloria Sernagiotto, figlia di Remo e volto emergente del partito. Abbiamo sentito poco fa che sono state proprio in questi minuti esposti i nomi della lista di Fratelli d'Italia, che Rosanna Vettoretti non ci sarà. Ovviamente dedicheremo questo ampio spazio anche nei telegiornali della sera, con una spiegazione dettagliata di chi sono anche i candidati alla regione. Ma candidato alla presidenza della regione è anche Marco Rizzo, che fa della sicurezza la sua bandiera.
Furti, rapine e baby gang, il tema sicurezza resta in primo piano ed è tra le priorità dei cittadini che il 23-24 novembre andranno al voto per le elezioni regionali. Cittadini che sempre più insistentemente chiedono pene maggiormente severe per chi delinque, oltre quella certezza della pena che anche Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare invoca. Certezza della pena, perché poi il problema è quello. In Italia fino a 5 anni non vai mai in galera, ti condannano fino a 5 anni, quindi bisogna abbassare non tanto l'età, ma abbassare il limite di pena per determinati reati compiuti contro le donne, contro gli anziani. Devono essere abbassati i termini della carcerazione, si deve andare in galera di più, non ci sono carceri, bene, bisogna costruirle. Rizzo però fa un ulteriore passo guardando anche al recupero dei carcerati. I detenuti, dice, devono lavorare. Il lavoro è un tema fondamentale anche per il recupero delle persone. Tutti quelli che sono in galera, se lavorano, dopo delinquono di meno, se invece stanno a oziare in galera, dopo delinquono di più. Riportare in Veneto temi vicini ai cittadini è uno dei punti fondamentali e centrali per i Popolari per il Veneto che sostengono la candidatura alla presidenza di Fabio Bui. Noi vorremmo e speriamo di imparare insieme con i nostri concittadini ad avere un partito che è una casa comune, cioè una casa in cui si possa discutere diciamo così, convivendo anche con opinioni diverse, con mentalità diverse e poi cercando di portare più concretamente possibile a casa dei risultati in termini operativi. Riportare in Veneto la discussione politica che riguarda il Veneto, riavvicinare cioè alla vita istituzionale i cittadini perché ne siano attori reali e questo è l'obiettivo per i Popolari per il Veneto. Vorrebbe che alcune decisioni fossero condizionate più dalle persone che vengono dalla nostra realtà quotidiana qui in Veneto, piuttosto che con deleghe che abbiamo visto essere piuttosto pericolose, nel senso che delegando ad altri, ai partiti nazionali, le decisioni, i partiti nazionali finiscono molto spesso per prendere decisioni pro dom sua, si direbbe, cioè per casa propria. L'astensionismo resta la vera incognita di ogni tornata elettorale. Riportare i cittadini alle urne è la sfida. Per i Popolari, per il Veneto, la scommessa da vincere è ben delineata. Ricostituire quell'abitudine nella discussione sulla politica che, se non ricominciamo a costruirla a casa nostra, è pericolosamente in mano a persone che sono lontane dai nostri problemi. Manifestazione della CGIL a Roma, in migliaia partiranno per la capitale proprio dal Veneto. Sentiamo la segretaria Basso. Siamo in migliaia dal Veneto che partono per Roma per dire che serve un'altra agenda sociale, servono altre priorità per il nostro paese, a partire da questa finanziaria che si è abbozzata e che assolutamente non va bene. 23 miliardi che saranno spesi nel prossimo biennio per il riarmo e che sottrarranno risorse fondamentali invece per rafforzare salari, pensioni e sanità. La riforma abbozzata della finanziaria e le promesse della Premier Meloni che le spese per il riarmo non toccheranno quelle per il sociale non convincono i sindacati che sono pronti a scendere in piazza sabato a Roma per una società più giusta ed inclusiva retta finora da pensionati e lavoratori. Anche gli interventi annunciati non danno quell'esito che serve per rafforzare i redditi. Parlo di un tema che è quello del drenaggio fiscale. Gli aumenti che ci sono stati dei contratti collettivi nazionali piuttosto che le rivalutazioni delle pensioni sono state mangiate da due interventi. Quello dell'inflazione che è stata galoppante, abbiamo un'inflazione cumulata che è del 17%, e poi dal fatto che l'aumento mi comporta una revisione delle aliquote e quindi io vado a pagare delle tasse in più. Sono stati pagati in questi anni 25 miliardi di tasse in più da pensionati e lavoratori che noi chiediamo vengano restituiti. La tassazione annunciata sulle banche non è risolutiva, la CGIL chiede anche un contributo di solidarietà. E quel contributo di solidarietà che noi chiediamo
che è per un numero limitato di persone che ha veramente redditi molto ampi, che potrebbe dare davvero ossigeno a quelle emergenze che ci sono, a partire dal personale sanitario, ma anche a quello della scuola e a tutti quei servizi che servono ai cittadini che altrimenti se le devono pagare. Manca infine anche un piano casa, una delle gravi emergenze di questi anni. Che è un tema fondamentale anche per la nostra regione, anche alle nostre latitudini, perché davvero sta diventando il tema che emargina e che discrimina anche le persone anche rispetto alle scelte della propria vita. E parleremo anche di questo, ma soprattutto delle politiche familiari che sono necessarie nel nostro paese subito dopo la pubblicità. Siamo tornati in diretta, prima edizione. Con me in studio mi ha raggiunto e lo ringrazio Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Grazie Adriano. Grazie, buongiorno a tutti. Noi con Adriano ci diamo del tu, un volto noto anche della nostra rete, è sempre bello fare dei confronti con te Adriano, hai una visione non solo veneta ma nazionale di quella che è la famiglia, di come sta la famiglia nel nostro territorio e non solo, di che cosa serve per riuscire a fare sì che l'Italia non si stagni demograficamente, ma anche che costruisca una società più coesa e più a ritmo delle persone in questo momento, e lo racconti anche in un libro che ce l'ho qui e poi lo raccontiamo meglio. Però torni, sei arrivato proprio adesso da Verona. Che cosa c'era a Verona, Adriano? Oggi ero a Verona in questa manifestazione, si chiama Relazione Expo, è di 3 giorni e parla dell'importanza delle relazioni nella vita civile, relazioni di lavoro, relazioni politiche, familiari, di prossimità. Ero in un tavolo che si occupava di giovani e di lavoro, un tema veramente importante che sta segnando le prospettive del nostro paese e sul quale merita investire. Esatto, perché di fatto quello che manca è proprio la possibilità per tanti giovani di affrontare anche tante sfide che la società contemporanea ci mette di fronte. Sì, è proprio così. Oggi è stato un incontro molto interessante, nel senso che anche i giovani avevano una parte attiva dove portavano delle proposte e raccontavano la loro passione verso la prospettiva di lavorare, ma una passione che poi deve essere armonizzata con il resto della vita, con le relazioni intime, con le relazioni di cura, con il crescere professionalmente e umanamente, col civismo e la politica. Ecco, è una questione importante che ha dei risvolti, perché noi sappiamo che i giovani in Italia diventano protagonisti della loro vita molto più tardi che in altri paesi, perché i contesti di lavoro, le remunerazioni, la difficoltà a trovare una casa a prezzi accessibili li porta a spostare in là la data dell'autonomia. Quali possono essere le possibili soluzioni? Per quanto riguarda i giovani, ci sono delle proposte che noi abbiamo portato all'attenzione della politica, ma dobbiamo fare in modo intanto di favorire dei posti di lavoro che valorizzino la persona nella sua integrità. Oggi non è solo il livello del reddito che fa fare le scelte, ma avere lo spazio di crescita umana all'interno del posto di lavoro, avere un lavoro flessibile, avere la possibilità di curarsi della propria persona e delle proprie relazioni. Indubbiamente poi sappiamo che entrare nel mercato del lavoro in Italia è difficile e le remunerazioni sono basse. In altri paesi c'è una promessa di retribuzioni più alte, però non è così facile poi viverci e far fronte alle spese della vita ordinaria. Quindi c'è una dinamica che vede molti giovani, anche veneti, lasciare il territorio e dovremmo fare il modo per tenerceli stretti. Guarda, c'era proprio un resoconto dell'INPS annuale che dà i dati del 2024 a cui siamo stati e di cui abbiamo anche dato notizie ai nostri telegiornali, che raccontava quanti giovani veneti e anche trevigiani se ne sono andati, sono più di 2000 in un solo anno. Sono un numero che fa paura. Sì, è un numero che fa paura per tanti aspetti. Il primo perché se dobbiamo guardare il lato positivo, indubbiamente, per esempio questa nostra connessione all'Europa, l'Erasmus, Erasmus Plus, sono dei patrimoni enormi di sentirsi parte di una comunità più vasta. Dall'altro lato, quando i giovani scappano dall'Italia e non lo fanno per scelta, anche con l'idea di avere una circolarità, ecco, noi tradiamo una prospettiva di futuro. Dall'altro lato però noi
facciamo un disinvestimento totale, perché portare un giovane a 18, ai 21, ai 24 anni con una professionalità e una crescita umana ha un costo, o meglio ha una spesa, un investimento che è estremamente significativo e che poi perdiamo. Da ultimo abbiamo dei fenomeni demografici che raccontano di un invecchiamento. Se poi perdiamo parte dei giovani, ecco, questa curva diventa ancora più preoccupante. E arriviamo proprio al tema che vedete anche nel titolo che Francesca Pezzo e Alessandro Granzieri in regia ci hanno messo in sovraimpressione: la famiglia. È un punto centrale che spesso viene usata un po' come demagogia, come strumento di populismo, e in realtà è ha un ruolo fondamentale nella società. Sì, è proprio così, di famiglia si parla, è come un lavoro stagionale, no? C'è la vendemmia, Esatto. si parla quando escono i dati dell'Istat, Sì, quando iniziano le scuole. certo, e durante i centri estivi, Certo. e quando c'è la campagna elettorale. Ecco, a noi piacerebbe che attorno alla famiglia ci fosse un approccio di sistema, un approccio duraturo nel tempo, che non fosse né ideologico né confessionale, ma fosse una politica strutturale per il Paese. Investire sulla famiglia sappiamo che vuol dire mettere risorse sulla coesione sociale, sull'educazione. Quante volte parliamo di fenomeni di baby gang? Se noi strutturassimo le famiglie per svolgere il loro compito educativo in modo adeguato, faremmo un grande lavoro di coesione sociale, ma di partecipazione, di civismo. La partecipazione dei giovani alla politica, se non nasce in famiglia, dove vuoi che cresca? E poi ci sono appunto questioni della tenuta del sistema pensionistico, fondato sulla solidarietà intergenerazionale, c'è la questione della tenuta del sistema sanitario, che insomma ci vede di fronte a una sfida epocale. Grazie a Dio viviamo più a lungo, ma non viviamo liberi da patologie. I nostri anziani hanno bisogno di una cura e di una dignità. Ecco, avere un equilibrio demografico è strategico. Ecco perché noi chiediamo dagli amministratori comunali agli amministratori regionali, siamo in prossimità, insomma, dentro una campagna elettorale per le regioni, ma anche al governo e al Parlamento, di spostare ogni euro che loro considerano come costo sociale a investimento strutturale. Perché guardarla con occhiali diversi, Adriano, la famiglia? Un po' ce l'hai spiegato adesso, ma cosa si deve fare ancora in più? Allora bisogna cambiare completamente postura. Se la famiglia è considerata solo luogo di problemi, delle povertà educative, delle povertà economiche, delle povertà sociali, relazionali, delle violenze, cosa che accade, allora faremo sempre delle piccole politiche di aggiustamento. Se invece reputiamo che sia un asset economico, civico, educativo, di tenuta e coesione sociale, allora dobbiamo mettere risorse di ordine strutturale, generoso e universale, non più quindi confondere le politiche familiari con altre. Mi domando per esempio, quando abbiamo avuto i bonus per il rinnovo delle facciate, per la ristrutturazione della casa, per le bici elettriche, nessuno ha mai chiesto a una famiglia l'ISEE. Certo. Per qualsiasi politica che riguarda la famiglia c'è questo ISEE, che poi è uno strumento inappropriato, non misura veramente il carico familiare, Certo. e noi ce lo troviamo a ogni momento. E infatti tutto questo fa capo e riferimento a una diversa ristrutturazione del welfare in Italia, di fatto. Sì, allora noi notiamo una complessità. Proprio ieri l'altro mi sono incontrato col presidente di ANCI nazionale. Gli amministratori locali si trovano di fronte a una complessità che mai si era avuta prima. Abbiamo una sensibilità, abbiamo delle caratteristiche, abbiamo un'evoluzione per cui le problematiche aumentano. Per far fronte a questa complessità servono risorse e sguardi di lungo periodo. Su questo quindi l'Italia deve capire e trovare il modo di rincorrere meno le emergenze, ma di fare una programmazione. Come dovremmo fare una programmazione industriale, dovremmo fare una programmazione sociale. La questione per esempio oggi dell'intelligenza artificiale impatta ogni momento della nostra vita, ma un quadro generale nel quale riordinare tutte le nostre energie, dal momento educativo della scuola al momento pediatrico, perché ci sono troppi bambini che utilizzano i social, e poi al tema del lavoro, all'interazione uomo-intelligenza artificiale, richiedono un lavoro di comunità che insomma prevede un'alleanza che è sia orizzontale, coinvolgendo le parti del paese nel territorio, sia verticale, che tiene insieme i territori con il livello regionale e nazionale. Non basta un bonus una tantum, ci stai dicendo? Oh, assolutamente, guardate, quando si parla del bonus 1.000 euro per il nuovo nato, io mi domando se questa possa essere una politica per la natalità. Non ho mai conosciuto una famiglia che abbia deciso di avere un figlio in più, il primo o il secondo, perché le vengono dati 1.000 euro. Ecco, il figlio certamente è un atto d'amore, una scelta personalistica,
personale, scusate, ma che ha un impatto familiare, quindi è un investimento per tutti. Non vale l'idea, hai voluto il figlio, hai voluto la bicicletta, adesso pedala, ma grazie perché metti al mondo un figlio e lo curi, lo fai diventare un bravo cittadino, ti sosteniamo. Una restituzione sostanzialmente, vedere la famiglia e lo Stato come degli insiemi che si compensano di fatto, perché alla fine lo Stato è fatto dalle persone e quindi anche dalle famiglie. È proprio così, il libro di cui parlavamo prima racconta della famiglia come di un organismo, qualcosa di vivo con le sue necessità e i suoi bisogni, e del contesto attorno come un ecosistema fatto di economia, di organizzazione, di partecipazione all'associazionismo, di relazioni intime ma anche di vicinato, di prossimità. Ecco, serve considerare, avere una visione olistica, no? Tutto è connesso, non si può pensare che un provvedimento sia neutro per la famiglia, dalle politiche energetiche al biglietto dell'autobus, dei trasporti. Ecco, considerare la famiglia come una risorsa vuol dire non ostacolare le potenzialità che ha per il resto della comunità. Se dovessero in questo momento dire ok, facciamo qualcosa a sostegno delle politiche familiari, del welfare, che cosa chiederesti in questo preciso momento, per il momento storico che stiamo vivendo? Allora io farei 3 richieste prima di tutte le altre. Una riforma fiscale che consideri veramente il carico familiare e il compito che hanno le famiglie. Per le imprese, quando si fa un investimento, c'è una tassazione di vantaggio. Per una famiglia, quando educa un figlio e lo fa diventare un bravo cittadino, invece il carico familiare è completamente a carico della famiglia. Quello che noi chiediamo è un quoziente familiare, un fattore famiglia, che riconosca, come la Costituzione chiede, la vera possibilità fiscale della famiglia, e questo è un aspetto. E poi ci sono altri 2 ambiti per noi strategici, il tema giovanile e il tema femminile. La questione femminile in Italia è ancora oggi, al di là di arrivare, soprattutto in relazione al contesto del lavoro, a un livello adeguato in termini di rispetto della dignità, ma anche di valorizzazione della funzione femminile nel mondo del lavoro con le sue competenze esistenti. E poi c'è tutto un problema di remunerazioni, dei tempi di famiglia e di lavoro, di condivisione dei compiti di cura all'interno della famiglia tra il maschile e il femminile. L'aspetto giovanile è l'altro strategico. Noi, i nostri genitori giovani, dobbiamo considerarli non come nella versione deteriore, come sento in tante occasioni da tante voci, ma come la risorsa strategica. Dobbiamo fare di tutto per capacitarli, non fare i genitori e gli adulti spazzaneve, ma dare a loro le occasioni per offrire il meglio di sé. Un minuto alla chiusura, scarso. La legge di bilancio è funzionale alla famiglia, questa appena discussa in Parlamento? Allora, è una legge molto contenuta, non ci sono grandi investimenti, ci sono 2 aspetti, io vado appunto a chiudere solo sulla questione legata alla famiglia, 2 aspetti significativi. Una prima riforma dell'ISEE, che è questo strumento che criticavamo prima, con un riconoscimento dei coefficienti di carico familiare più adeguato, e anche una valutazione, uno scorporo dall'ISEE della prima casa in una misura più significativa. L'altro aspetto è la creazione di un fondo stabile presso il MEF per i centri estivi pari a 60 milioni, perché negli ultimi anni era sempre una rincorsa e mai arrivavano troppo tardi. I centri estivi sono fondamentali se noi vogliamo garantire ai nostri figli uno spazio dignitoso dove stare durante l'estate e al contempo garantire anche che gli adulti possano lavorare, segnatamente le donne, perché troppo spesso ancora oggi, quando c'è un problema in famiglia, chi lascia il posto del lavoro è una donna. Tante visioni, tante interpretazioni, tante proposte nel libro di Adriano Bordignone, Rivoluzione Famiglia, un ecosistema per il futuro. Grazie Adriano per aver fatto questo approfondimento in nostra compagnia e per averci dato tanti spunti su cui riflettere. Grazie ancora. Grazie, è sempre un piacere. Allora la pubblicità, si chiude così la prima edizione, le previsioni del tempo e appuntamento ai telegiornali della sera. Una buona giornata.